È indubbiamente motivo di grande prestigio per la nostra comunità quella di poter avere una squadra femminile che gioca in B2. Naturalmente questo favorisce anche la visibilità della nostra cittadina, che conta appena 8.000 abitanti, e poter ospitare squadre che provengono dal Triveneto e anche oltre è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità, in quanto permette anche a molti visitatori di poter godere del nostro territorio, un territorio che offre una enogastronomia di qualità. Ricordiamo che Cormons è situata nel Collio, i vini del Collio sono famosi in tutta Italia. Wolfhaus è un'azienda a livello internazionale che produce case prefabbricate in bioedilizia. Il suo ambito di intervento in Italia, grosso modo territorialmente, è Nord Italia fino al centro Italia. Ricordo che all'Aquila abbiamo appena consegnato 500 alloggi di grande qualità, classe A, da un punto di vista energetico ed antisismiche. Mi auguro di poter portare il marchio Wolf anche a livello Triveneto e Nord Italia, anche con la collaborazione di InVolley, che ci dà la nostra buona visibilità anche in TV. Le locali del Wolfhaus Cormons, in divisa giallonera, allenate da Marco Relato e Fabio Bastiani, sono in campo con l'alzatrice Eugenia Manià, il capitano Alessia Silvestri opposto, Erika Cantarutti e Cristina Medves schiacciatrici, Eleonora Fuino e Alessandra Bordon centrali, Simona Don libero. Le ospiti vicentine dell'IPAG Verde Bio 90, in tenuta blu con inserti bianchi e rossi, schierano la formazione tipo con Cinzia Fiore alzatrice, Francesca Mattiazzo opposto, il capitano Chiara Medea, Elisa Gastaldello schiacciatrici, Federica Gambalonga e Arianna Pianesi centrali, Massimiliana della Camera libero. Le giallonere del Cormons mettono in difficoltà la ricezione avversaria, difendono con ordine e contrattaccano con buona regolarità con Medves e Cantarutti. Le ospiti appaiono insolitamente imprecise sia in ricezione che in attacco. Le goriziane battono bene con Manià e Cantarutti, difendono e martellano in contrattacco da posto 4 allungando sul 16-9. Alcuni errori e infrazioni del Cormons avvicinano il 90 sul 19-18, ma le giallonere fanno valere l'ottima prova corale della difesa e le efficaci conclusioni di Medves e Cantarutti. Un altro contrattacco vincente della banda numero 7 proietta la Wolfhaus sul 24-21 e il fallo in attacco della Gastaldello chiude il primo set. Con l'avvio della ripresa, le vicentine entrano in partita prendendo il comando. Il muro noventano blocca Bordon e Silvestri, Gastaldello e Mattiazzo iniziano a macinare punti in contrattacco. Per contro, le locali vedono calare le percentuali delle bande. La Silvestri e alcune splendide fast della Fuino tengono vivo l'attacco del Cormons, che a metà frazione si riavvicina al 90 sul 10-11. Le rossoblù tuttavia concedono pochissimo, sfruttano gli errori delle avversarie e riallungano andando alla seconda pausa tecnica avanti di 4 punti. Coach Relato opera diversi cambi, ma le ospiti mantengono un rassicurante margine di 4-5 lunghezze fino al termine. La Manià si affida alla Silvestri, che però manda fuori 2 attacchi, l'ultimo dei quali pone fine al secondo set sul 25-19 per il 90. Ottima ripartenza della Wolfhaus avanti sul 4-0 grazie alle battute incisive di Eugenia Manià e il contrattacco vincente di Alessia Silvestri. Il 90 però ribalta la situazione con un controbreak di 6 punti, colpendo più volte dai lati con Francesca Mattiazzo e dal centro con Arianna Pianesi. Arriva da là, tira in uno che dove dobbiamo murare. L'ho toccata in piena, ma non basta, quella palla non deve neanche passare, Alessandro, vuol dire che non ci siamo con la testa, vuol dire che bisogna cominciare a mettere la testa in campo se vogliamo dare una mano alla squadra, perché così non gliela diamo. Là in uno non deve passare, soprattutto se arriva da là con la rincorsa. Coach Relato chiede una maggiore attenzione a muro per contrastare le violente schiacciate della Mattiazzo. La centrale Martina Masotti subentra alla Bordon. Il set corre sul filo dell'equilibrio, con una lieve prevalenza delle locali che guadagnano una preziosa dote di 3 punti sul 22-19 in virtù del servizio vincente della Medves e dei 2 errori in attacco di Gambalonga e Medea. Nella fase cruciale il 90 sfrutta la propria esperienza, ma sono le cormonesi a dover recriminare per non aver saputo chiudere il contrattacco del possibile 24-20. Le vicentine invece murano e attaccano senza paura, infilano un micidiale break di 5 punti conquistando il terzo parziale per 25-23 col contrattacco vincente di Chiara Medea.
Le ragazze di casa assorbono bene l'esito negativo del terzo set, colpendo con belle azioni d'attacco in fast della centrale Fuino, servita con precisione dalla Manià. Il 90 non brilla ma c'è e va a segno con la Gastaldello. La centrale Pianesi lascia il campo per un infortunio alla caviglia, sostituita da Alicia Dinello. Favorita dalle infrazioni delle ospiti, la Wolf House si avvantaggia da prima sul 13-10, poi sul 16-12, ma le rossoblù annullano il gap sul 17 pari, murando Gloria Dekunovic, subentrata alla Silvestri. Il Cormons ferma la Mattiazzo riconquistando un vantaggio di 3 punti, ma la Silvestri sbaglia e la Medves è murata per 2 volte, 21 pari. Le locali non finalizzano in contrattacco con palla facile. Lisa Gastaldello invece mette giù i palloni importanti per il 90 e l'attacco fuori della Cantarutti dà la vittoria alle vicentine. Questa squadra qui è una squadra che gioca molto bene, soprattutto in difesa, si è vista questa sera. Ci ha fatto abbastanza soffrire in certi momenti. Noi siamo state brave, però dopo un primo set un po' altalenante, diciamo, a riprendere in mano la situazione e nei momenti decisivi a chiudere, insomma, la partita. La squadra c'è, si vede, qua le abbiamo messe in difficoltà. Peccato, noi i punti servono più che altro per il nostro obiettivo salvezza. Oggi non sono arrivati, nonostante ce l'abbiamo messa tutta. Adesso sta tutto nel continuare a lavorare, continuare a stare concentrate su tutte le palle, soprattutto quelle che vanno dal 21 al 25, che sono quelle decisive. Quello che è mancato a noi per riuscire a fare quantomeno un punto è stato quel pizzico di cattiveria, forse quel pizzico di esperienza in più che serve nei finali dei set, quando bisogna cercare di essere più concreti possibile. Il rammarico aumenta perché la stessa cosa è successa anche l'altra settimana a Stra e questi sono punti che avremmo potuto incamerare e che invece speriamo non pesino troppo nell'economia del nostro campionato.